E noi lo vediamo un po' come un fallimento sia appunto, del sistema scolastico che della scuola stessa, che aveva l'opportunità di compiere un gesto molto significativo. Il minuto di rumore che è stato chiesto dagli studenti stessi al preside non era appunto un gesto vuoto di significato, ma prima di tutto quello che la famiglia stessa da un anno chiede che venga fatto in ricordo di Giulia, e poi un momento che poteva essere per la collettività, per la comunità studentesca, di riflessione, e un momento anche per educarsi, per ricordare, non solo per ricordare la morte di Giulia, ma di tutte le altre vittime di femminicidio, che già quest'anno sono più di 100, e un'occasione secondo noi sprecata e un grande peccato. Gli studenti sono riusciti a farlo lo stesso nelle classi, opponendosi alla scelta del preside, purtroppo non in tutte le classi, poi resta il fatto che se viene fatto in un caso isolato manca quel momento di collettività della comunità studentesca, che invece è molto importante. E il minuto di rumore è stato fatto oggi all'università con Gino Cecchettin presente. Sì, Il minuto di rumore capiamo se riproporlo. Quello che sicuramente continueremo a portare nelle scuole è la richiesta che se ne parli e che si facciano dei percorsi di educazione sessuale e affettiva soprattutto, e che il problema venga riconosciuto alla radice. Quindi sicuramente la nostra lotta non si ferma qui.